quando sono entrato a fine primo tempo, devo essere sincero, forse è la prima volta che non ci credevo più, però ho avuto un'ottima sensazione quando siamo entrati in spogliatoio, soprattutto quando siamo usciti, e lì ho ricominciato a pensare che questa squadra può farcela. Adesso subito pronti via un'altra partita, arriva il Carpi che ha perso a sorpresa in casa con la Regina, quindi oltre il danno alla beffa perché le dirette concorrenti per la salvezza corrono e il Padova è costretto ad inseguire, ma troverà anche un Carpi che vorrà ancora di più vincere. Sì, del Carpi non mi interessa francamente niente, nel senso, cioè, noi troveremo da qui alla fine tutte squadre che corrono per qualcosa, e è tempo di dire quelli corrono, e noi dobbiamo pensare a noi, quindi a questo punto mancano quante 11 partite, noi dobbiamo far punti con tutti, quindi possiamo giocare con chiunque, ho visto la partita 3-0, tutte le altre cose non ci stava minimamente, sono quelle partite che nascono male, finiscono peggio, è capitato a loro, noi abbiamo un jolly, ce lo portiamo dietro dall'inizio dell'anno, non entro in merito neanche alla querela perché non mi interessa, abbiamo un jolly da giocare e dobbiamo cercare di portare via il massimo dei punti. Ragazzi, dire che questa può essere migliore di questa partita, peggiore no, quindi paura di niente a questo punto, vediamo, dai, può essere un'ulteriore scossa. Ascolta, invece dell'episodio delle magliette lasciate dopo la partita con il Latina, sei il primo giocatore che può parlarne, insomma, cosa ci puoi dire, come l'hai vissuto? Non c'è niente da dire, penso sia stato montato un caso straordinario su una cosa che voleva essere un gesto semplicemente di rispetto, mal interpretato, magari si può fare, non si può fare, ma verso quelle persone che sono venute a vederci. Tra l'altro così è partito da noi, poi è stato insomma veramente un caso montato a arte, come ho visto quest'anno ce ne sono stati diversi, quindi non mi va neanche di parlarne perché mi hanno parlato tutti, mi ha parlato gente che forse non aveva neanche il diritto di parlarne, appunto ho per quello sentito, ma no, ma io non c'ho niente da dire, è stata una cosa della squadra, le cose della squadra rimangono nella squadra, quelle che ne sono fuori ne vogliono parlare per forza, a me fanno ridere, dovrebbero venire qui al campo a dirmi perché l'avete fatto, ho letto tante persone che non conosco neanche, ai tempi miei, ai tempi tuoi sono finiti, adesso sono tempi nostri e cerchiamo di muoverci nel massimo rispetto di tutto, possiamo aver sbagliato, possiamo aver fatto bene, ma insomma rimane una cosa da squadra. Quindi secondo te, per chiudere l'argomento, la cosa che si sente di più è che è sembrato quasi un segno di resa della squadra, secondo te non è così? Assolutamente no. Se fosse stato un segno di resa vi assicuro che le maglie non le avrei fatte togliere a nessuno, ma non è stato proprio neanche partito come segno di resa. È stata una richiesta fatta da ragazzi che comunque ci hanno sempre seguito, io ho conosciuto da poco perché francamente io non ho rapporti con, però so che ci hanno sempre seguito, ci hanno chiesto una cosa, in un momento di rabbia abbiamo deciso di farlo perché